A Sassari centinaia di cittadini e 24 associazioni hanno partecipato alla sesta edizione di Diritti al Cuore, l'evento organizzato dal Movimento Omosessuale Sardo per dire no a ogni forma di pregiudizio e discriminazione. Il servizio di Giovanni Pinna. Non è un Pride in senso stretto, è una manifestazione contro omofobia, sessismo e razzismo, quindi racchiude 3 forme di discriminazione. E la società civile risponde all'appello del movimento omosessuale sardo. Così, mentre fa discutere il violento sermone del parroco di Decimo Puzzu che invoca la morte per i gay, Sassari propone l'antidoto: palloncini e bandiere colorati, striscioni di 24 associazioni da Emergency ad Amnesty International. Per dire no a ogni genere di preconcetto sfilano centinaia di cittadini, studenti, famiglie classiche che non si sentono minacciate dalle famiglie arcobaleno. È giusto far crescere i nostri figli nella solidarietà e nel rispetto dei diritti di ognuno di noi. È la sesta edizione di Diritti al Cuore. Gli organizzatori hanno visto maturare la manifestazione, non già una parata variopinta percepita come uno spettacolo, ma un momento di condivisione culturale, un invito a comprendere le ragioni dell'altro. Niente di più facile e di più difficile allo stesso tempo. Accettare le persone per quello che sono.